Una figura storica del ciclismo veneto, un esempio di atleta e di uomo andato ben oltre la sua carriera agonistica, longeva a 51 anni, si era conclusa ad ottobre con la Veneto Classic. Proprio oggi avrebbe dovuto incontrarsi con il sindaco di Lonigo, dove vive la famiglia, per organizzare la festa di fine carriera. Proprio oggi pomeriggio eravamo in attesa di incontrarci con Davide, che era qui in questi giorni, e con suo fratello Carlo per organizzare la festa, diciamo, di fine carriera, che era prevista per aprile dell'anno prossimo, quindi in primavera. E Davide voleva fare una biciclettata assieme ad altre associazioni, e poi soprattutto coinvolgendo anche i ragazzini, perché voleva trasmettere il suo amore per lo sport. Dovevamo organizzarla. Questa notizia ci lascia completamente sconvolti. E si susseguono i messaggi di cordoglio per la scomparsa del campione, dal governatore Luca Zaia, che ne ricorda il segno profondo lasciato in tutti gli appassionati di sport, segno del suo immenso amore per quella bicicletta con la quale ha scritto pagine indimenticabili del ciclismo internazionale, nazionale e veneto. Campione di forza e perseveranza, ha ricordato il presidente della provincia di Vicenza Francesco Rucco, che dal 1992, anno in cui è diventato professionista, non ha mai smesso di correre e vincere, dimostrando cosa sia la passione per la bicicletta, quella stessa passione per cui sarà ricordato, che avrebbe ancora voluto trasmettere alle nuove generazioni.